Ciao a tutti, buona giornata. Oggi facciamo un risotto con gli asparagi. Allora, gli ingredienti sono asparagi, in questo caso li ho verdi, ma voi potete usare quelli bianchi, quelli che preferite. Il riso, circa 80 grammi a testa, un po' di formaggio grana, parmigiano, quello che vi piace di più, un po' di erba cipollina, un po' di burro, olio, sale, pepe e un bicchiere di vino bianco che non può mai mancare su una buona tavola. Allora, cominciamo subito, queste sono circa per due persone. Allora, prendiamo un po' di asparagi. Pochi. Allora, andiamo per prima cosa a tagliare la parte dura dell'asparago che verrà buttata via. Facciamo questo lavoro e questi verranno scartati. Poi prendiamo le teste degli asparagi, li mettiamo tutti alla pari così, tagliamo via le punte dell'asparago e andiamo a metterli da parte per dopo, li useremo a fine cottura. Con la parte che ci è rimasta andiamo con un coltello, andiamo a fare delle piccole rotelle. Mi raccomando, tagliatele a rotelline corte perché altrimenti poi, anche se andiamo a passare col mini pimer, rimarranno dei fili di asparago che danno fastidio perché sono duri e non si cucineranno. Ok, a questo punto prendiamo olio d'oliva, padella, un po' di olio, accendiamo il fuoco. Io ho già preparato un po' di brodo per cucinare il risotto. Voi potete fare anche con l'acqua calda oppure un po' di brodo fatto col dado, insomma. Allora versiamo le nostre rotelline di asparago, la padella nell'olio. Ok. Ed andiamo a cucinarli per circa 5-6 minuti in modo di farli ammorbidire bene. Ok, adesso li lasciamo cucinare e ci vediamo tra 5 minuti. Eccomi qua, passati 5 minuti, i nostri asparagi sono praticamente cotti. Allora adesso prendiamo un mestolino di brodo, andiamo a versarlo all'interno, spegniamo il fuoco, e basta. Spegniamo il fuoco e adesso ti servirà un frullatore di immersione tipo mini pimer, queste cose qui. Questo qui, lo attacchiamo qua. Andiamo a versare il contenuto della padella dentro all'apposito bicchiere, senza fare disastri in cucina, altrimenti vostra moglie vi ucciderà. Sì, l'ideale è fare questa cosa sul lavandino, non sul fornello, ma ormai ho cominciato qua. Ok, adesso prendiamo il nostro mini pimer. Perfetto. Il risultato che dovete ottenere è una crema, così, che andiamo a riversare subito nella padella. Riaccendiamo il fuoco. Ok. Ok. Adesso ci mettiamo il riso, 80 grammi a testa, più o meno, se avete fame potete metterne anche 100 o 120. Il riso,
Adesso ci aggiungiamo un po' di sale fino, fuoco lo mettiamo basso, aggiungiamo un po' di sale fino, ok, un po' di pepe, okay. E per adesso basta così. Ah sì, ci mettiamo anche un goccino di vino bianco, poco, non esagerato col vino bianco, è meglio berlo. Una bella mescolata. Adesso lo lasceremo bollire finché non sentiremo più l'odore del vino. Una volta sparito l'odore del vino potremo cominciare ad aggiungere il brodo per cuocere il riso. Un attimo. Bene, aggiungiamo un po' di brodo, non esagerate col brodo perché se ne mettete troppo poi rimarrà liquido. Ok, adesso ci vorranno circa 7-8 minuti di cottura e quindi ci rivediamo tra circa 5 minuti, ritorniamo. Ciao! Ecco, adesso sono passati circa 7-8 minuti, il nostro riso è quasi cotto, un po' al dente, e andiamo ad aggiungerci le punte di asparago che abbiamo messo da parte all'inizio. Questi hanno bisogno circa di un minuto di cottura, non di più, quindi basta un attimo. Ci aggiungiamo ancora un mestolo di brodo. Fate attenzione, quando il riso è quasi cotto, aggiungete poco brodo alla volta perché se ne aggiungete troppo poi va a finire che scorce. Ok. Adesso prendiamo un po' di burro. Il nostro formaggio grattugiato e andiamo a mantecarlo. Mescoliamo fino a completo scioglimento del burro e del formaggio. Tanto prendiamo questi piatti qui. Il risotto è quasi pronto, ci saranno ancora 30 secondi circa, che è giusto il tempo per bere un goccino di vino. Salute! Il vino che vi consiglio oggi è un friulano, il nostro vecchio Tokai. Un vino che si presta molto per i primi. Ok, qua siamo a posto. Spegniamo. Andiamo a metterlo nei piatti. Ok. Adesso prendiamo la nostra erba cipollina per guarnire il piatto. Potete mettere anche sopra un po' perché è buona e si lega molto con questo piatto. Così. Adesso ci mettiamo
un pizzico di pepe grattugiato fresco, poco, non esagerate, altrimenti non viene tutto. E il nostro piatto è pronto. Eccolo qua. Risotto con asparagi.